subito dopo Pasqua si arriva in Parlamento chiarendo definitivamente che non ci saranno aumenti di tasse. Lavoriamo per trovare una soluzione. Noi vogliamo che il governo continui il proprio lavoro in un momento così difficile. Un incontro positivo è la sintesi del centrodestra di governo da Coraggio Italia all'UDC che lascia Palazzo Chigi con la consapevolezza, dice Lupi, che si è fatto un passo avanti. Il PD non rinuncia alla stoccata sulle tasse, solo propaganda su cose che Draghi aveva già scongiurato. La priorità per i Dem ora è il caro vita e Letta fa il punto con i sindacati. Il centrodestra ha fatto una sceneggiata oggi, noi abbiamo discusso invece della grande questione salariale che si apre nel Paese. Questa è la priorità, sostenere i consumi delle famiglie e recuperare potere d'acquisto. Battaglia condivisa con i 5 Stelle. Conte riunisce il comitato economico del movimento e propone di agire sull'IVA. Dobbiamo intervenire per contrastare la perdita del potere d'acquisto riducendo l'IVA. Per i beni di largo consumo dobbiamo azzerarli. Capitolo giustizia non vorrei, incalza il leader dei 5 Stelle che qualcuno volesse votare il nuovo CSM con le vecchie regole. Riferimento a Renzi che ha annunciato l'astensione sulla riforma Cartabia, ma il leader di Italia Viva assicura. Il governo va avanti bene, poi su alcune cose non tutti sono d'accordo, ma noi siamo assolutamente dalla parte di Mario Draghi. E su delega fiscale, altri temi a partire dall'Europa, abbiamo sentito la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.